Ripartono le terme dopo una primavera praticamente azzerata. Alberghi, piscine, centri benessere sono pronti a riaprire, ovviamente attenendosi alle linee guida imposte dalla Regione. Noi ci rendiamo conto che probabilmente fino ad agosto si potrà effettivamente contare sul turismo di prossimità e sull'utilizzo delle nostre piscine. Naturalmente queste devono essere, e lo speriamo tutti, in un certo senso liberalizzate, magari dal 15 di giugno, con limiti molto più, diciamo, accettabili. Sanificazioni continue degli ambienti, delle stanze degli hotel e degli spazi comuni, distanze di sicurezza anche all'interno delle piscine, utilizzo di mascherine e cuffie, termoscanner all'ingresso, questo soprattutto per gli ospiti giornalieri. Si conta infatti che in questo primo periodo andrà per la maggiore la cosiddetta day spa, ingressi giornalieri senza pernottamenti. Siamo tra le categorie più controllate in assoluto sia dal punto di vista sanitario ma anche dal punto di vista della pubblica sicurezza. Noi siamo fiduciosi perché a noi compete anche questo, di tranquillizzare, di dare speranza non solo alle nostre imprese e ai nostri collaboratori, ma anche essere tranquilli e sereni e trasmettere questa serenità ai nostri frequentatori che devono ritrovare anche un momento di relax all'interno delle nostre strutture. Il comparto termale spera in un ritorno della clientela fedele, però una gran fetta di clienti è straniera, per lo più tedeschi e austriaci, quindi nonostante la riapertura dell'area Schengen dal 15 giugno sarà comunque difficile ritornare ai numeri pre-Covid. Noi soffriremo molto ancora per quanto riguarda il problema delle frontiere. I paesi che ci circondano ad oggi hanno comunicato che coloro che dovessero recarsi in Italia al loro rientro dovrebbero effettuare una quarantena di 14 giorni. Questo naturalmente è come dire non vado